Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire. Via! Dove andate, fermi tutti? Ammettetelo, non siate timidi, in quanti dopo le prime scene di padre in figlia avrebbero voluto alzarsi così dal divano. Ci permettiamo di scherzare perché sulla fiction della Rai si è scatenata una vera e propria polemica e i toni si sono fatti parecchio seri. Da una parte Nicola Finco che attacca. Nel film hanno messo tutti i cliché che riguardano i veneti. L'imprenditore arrivista disposto a tutto pur di fare successo, il politico corrotto e la prostituta. Che immagine diamo di quello che è stato il territorio dei nostri nonni, si chiede il leghista. La risposta del segretario cittadino del PD Tasca è arrivata dopo poco. Se Finco avesse voluto vedere rappresentata la perfezione Bassano degli anni 60, avrebbe dovuto guardare un documentario. E poi prosegue. La fiction ha già portato un indotto da 1 milione di euro e porterà altre risorse. Sì, lo speriamo. Speriamo anche però che non vada a finire come Per cose dell'altro mondo, il film di Abatantuono che doveva portare un mucchio di soldi e invece portò solo grane. C'è poi un giallo che ci permettiamo di sottolineare. La Regione Veneto ha finanziato il progetto con 70.000 euro. E perché nei titoli di testa della fiction allora si ringrazia solo la Regione Lazio? Detto questo, il consiglio che diamo è comunque quello di non prendersela più di tanto. Si tratta pur sempre di cinema. Un film può piacere o meno. Ricordate, anche il maestro Eisenstein è stato criticato. Per me, la corazzata Kotionkin è una cagata pazzesca!